La Bonifica Romagna ha 700 anni di storia. Si è parlato di questo in un evento svolto a Ravenna che ha portato a sintesi l'attività svolta in tanti anni. Un'attività rivolta alla cittadinanza, all'agricoltura, quindi l'acqua che ha dato un forte sviluppo anche appunto a questo settore primario. Ma soprattutto si è parlato anche di futuro, di risorse che devono essere messe in campo per affrontare le sfide climatiche. 700 anni di bonifica in Romagna, quindi una storia importante, una storia che ha caratterizzato il territorio dal punto di vista produttivo e dell'economia. Che cosa significa al giorno d'oggi festeggiare questa ricorrenza che tra l'altro si sovrappone anche con i 100 anni dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche? Significa ricordare una grande storia, una storia non solo per l'ambiente, perché ricordiamoci che la bonifica fa tanta parte di beneficio al nostro ambiente, ma anche economica e sociale. Questo territorio è stato strappato letteralmente dalle acque. Questo ha portato ad avere un territorio che comunque ha sempre bisogno di manutenzione, ha bisogno di essere seguito, manutentato e infrastrutturato in base ai cambiamenti climatici. Oggi vediamo come sempre più i cambiamenti stanno creando problemi al settore agricolo, ma non solo, anche all'idropotabile, al mondo delle imprese in generale. La nostra sfida è quella di riuscire a portare acqua dove non c'è. Nel 2022 siamo riusciti a non lasciare a piedi nessuno, ci auguriamo di farlo anche per il futuro, ma non si può sempre solo sperare. Serve fare interventi infrastrutturali, serve guardare lontano come fecero 100 anni fa a San Donà di Piave. La Romagna è un bacino produttivo molto importante, l'agricoltura naturalmente lo è, come altri settori, senza acqua non si produce qualità, l'acqua è sempre più limitata. Il consorzio ha anche un progetto già operativo per depurare le acque reflue, che sarà probabilmente un supporto importante per il futuro. Certamente, l'utilizzo delle acque reflue depurate è strategico in Romagna. Nel momento in cui abbiamo la maggiore esigenza per l'agricoltura abbiamo anche l'industria turistica che va a pieno regime. Queste acque, che sono più di 100 milioni, quindi sono tante, se utilizzate nel giusto modo possono dare un grande supporto. Stessa cosa però lo vale per infrastrutturare bacini invasi in collina, ma anche per riuscire a dare sempre più consigli agli agricoltori su come utilizzare l'acqua. Il canale Emiliano-Romagnolo, da quando è arrivato, ha capito che un territorio dove non era presente l'acqua necessita anche di istruire coloro che utilizzano l'acqua. Gli agricoltori si avvalgono di Irriframe, di Acqua Campus, insomma di tutti quegli strumenti che gli aiutano ad utilizzare l'acqua. La sfida quindi è utilizzarla sempre meglio, perché l'agricoltura non spreca acqua ma la utilizza. Il lavoro della bonifica a volte è un lavoro poco conosciuto, specialmente da chi abita nei centri abitati e quindi magari poco valorizzato. Bisogna agire anche su questo segmento, sul il cittadino che deve conoscere quali sono gli usi plurimi che fa la bonifica, che non sono solamente ovviamente quelli rivolti all'agricoltura. Certamente è strategico, la bonifica negli ultimi 50 anni si vede molto meno all'interno dei grandi investimenti e delle grandi opere. Noi facciamo alcune iniziative assieme ai cittadini per riuscire a far vivere i nostri luoghi della bonifica, far comprendere qual è l'attività quotidiana che i più di 200 dipendenti mettono in campo per riuscire a mantenere questo territorio vitale. La sfida è quella di riuscire a tramandare alle nuove generazioni questo valore, perché la bonifica è un indivenire. Quindi serve veramente infrastrutturare ogni giorno le azioni che vogliamo fare per il futuro, quindi immaginare dove sarà il nostro territorio. Su questo siamo impegnati, ci auguriamo che ci sia più sensibilità rispetto al passato. Presidente, qual è il ruolo della bonifica all'interno appunto di questo sistema che è molto ampio di non solo scolo ma soprattutto anche di supporto all'agricoltura? Le bonifiche vengono ritenute troppe volte un fenomeno storico di secoli fa, anche se le grandi bonifiche si sono completate in Romagna, con quella del Lamone nella seconda metà del Novecento, io la ricordo. Ma le bonifiche non avvengono una volta per tutte, rappresentano la tutela degli equilibri idraulici del territorio. Basta andare nei Paesi Bassi, in Olanda, sono paesi che sono sotto il livello del mare e di conseguenza l'attività per tenerle emerse e non allagate di acqua salata è fondamentale. Noi non è che siamo in condizioni totalmente diverse, siamo
spesso a 1 metro, 1,5 metri sopra il livello del mare. E abbiamo anche un fenomeno di subsidenza che è stato combattuto dalle istituzioni nei decenni, ma tuttora sussiste, non è finita. E quindi le attività dei consorzi di bonifica non sono sufficientemente pubblicizzate, ma sono attività di tutela idraulica del territorio. E in una fase storica come questa, di crescente sensibilità per le tutele ambientali, penso che sia molto importante far capire che la tutela ambientale è sviluppata quotidianamente dai consorzi di bonifica, senza i quali i reticoli di scolo dei nostri territori agricoli, ma anche non agricoli, anche urbani, non funzionerebbero come funzionano e si finirebbe in un degrado del territorio, della qualità della vita, della qualità delle attività produttive, e in una decadenza che purtroppo già si vide in Romagna e a Ravenna in particolare dopo il 750, ovvero sia dopo l'arrivo dei Longobardi e la fine dell'esercato bizantino. Direttore, la Romagna è un esempio virtuoso, come tanti che ci sono in tutta la nostra penisola. L'Associazione Nazionale delle Bonifiche sta facendo degli sforzi anche a livello nazionale per potenziare quelle che sono le opere in vista anche di quello che sta avvenendo, no? La disponibilità d'acqua è sempre minore, quindi bisogna assolutamente cercare di trovare soluzioni che non sono solamente a favore dell'agricoltura, ma comunque di un'intera collettività. Dobbiamo realizzare, ce ne siamo resi conto da molto tempo, dobbiamo realizzare un grande patto sociale in questo paese tra le istituzioni, il governo, il Parlamento, i cittadini, l'opinione pubblica e i media, che devono essere cassa di risonanza in questo. I cambiamenti climatici si sono strutturati. Lo scorso anno parlavamo di siccità e di dissesto idrogeologico a giugno, luglio e agosto, quest'anno ne parliamo a gennaio, febbraio, marzo. Abbiamo avuto nel 2022 il disastro della Marmolada, quello del Misa, quello di Ischia e poi ancora quello siciliano. Non possiamo rispetto a questo continuare ad alimentare la cultura non solo dell'emergenza ma poi della dichiarazione dello stato di calamità. Oggi non possiamo, il punto di rottura è giunto, non possiamo più permetterci il lusso di gettare in mare 270 miliardi di metri cubi di acqua da un lato e dall'altra parte avere le soluzioni tecniche pronte per rispondere all'economia, alla sicurezza dei cittadini, al prezzo del prodotto sugli scaffali, alla produzione di energia idroelettrica che non libera il CO2 nell'atmosfera, e tutto questo poi, va bene, non farlo in virtù di non so cosa. Allora 100 anni abbiamo voluto celebrare per raccontare quello che fu la risposta a un impegno che il Paese chiedeva ai consorzi di bonifica nel 1922. Oggi siamo in grado di dare altrettanta risposta e altrettanta autorevole risposta competenziale, esperienziale, e perché c'è gente che c'ha anche la memoria e l'orgoglio di averla. Bene, su questo è chiaro che chiediamo, poniamo non una sfida, non vogliamo sfidare nessuno, ma chiediamo un grande patto sociale. Allora il centenario ha servito anche questo, un lungo viaggio che dalla Val d'Aosta ci ha portato sino in Sicilia, passando per tutte le regioni e per moltissime province, proprio per un patto tra soggetti protagonisti per il territorio, per la sicurezza ambientale, per un modello di sviluppo che noi siamo convinti in questo paese non può essere quello, diciamo, dell'acciaio, del carbone, dello zolfo, dello zinco, che fanno perché hanno dei costi diversi e anche delle, diciamo, delle regole, dei diritti diversi molto più bassi. Si fanno in altri paesi, in paesi dell'economia emergente. Noi possiamo puntare e vincere sull'economia della bellezza dei territori, della bellezza della nostra cultura, dei nostri paesaggi, dei nostri palazzi, dei nostri musei, del nostro cibo. Ecco, noi su questo vinciamo, la nostra economia diventa a quel punto reddituale, più reddituale, perché già lo è, ma diventa assolutamente più competitiva sui mercati globali, e in questo il Paese ha solo da guadagnare. Quante risorse sono state messe in campo a livello nazionale per riprogettare o comunque portare a termine opere di bonifica? Se parliamo del PNRR, che finanzia soltanto l'efficientamento e l'ammodernamento di opere esistenti, sono state messe in campo tra il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero delle Infrastrutture risorse importanti, certamente oltre 1,5 miliardi. Devo dire che da questo punto di vista queste risorse sono però largamente insufficienti, ma non per lamentarmi, ma semplicemente per dire che il fabbisogno è più alto
del paese. Le dico, basti pensare che l'anno scorso tra danni all'ambiente e danni all'agroalimentare abbiamo avuto certificati dallo Stato 13 miliardi di euro di danni, e io le sto parlando di 1,5 miliardi di investimento. È evidente che c'è un gap, no, che bisogna colmare più in fretta, sia con le risorse che con le progettualità. A noi sono stati affidati 97 progetti, di questi con infinito orgoglio dico che 95 sono assolutamente coerenti con gli obiettivi e i tempi e le scansioni temporali dati dal PNRR. Uno è un progetto che non riguarda i consorzi di bonifica, ma riguarda un altro ente, ed uno è bloccato da una burocrazia che può costituire esempio del perché bisogna superare certi vincoli burocratici. Lo faremo, ma è forse l'eccezione che conferma la regola.